Qui al Muda di Las Plassas noi raccontiamo la storia del Medioevo giudicale della Sardegna e lo facciamo soprattutto attraverso i reperti che vengono dal castello che si trova proprio nel territorio di Las Plassas, che rappresenta tra l'altro uno dei simboli della regione storica della Marmilla. E il percorso che è stato costruito è un percorso di tipo multimediale, dove sia i reperti del castello che una serie di installazioni permettono al visitatore di comprendere da una parte quale fosse la vita quotidiana dell'epoca e in particolare nel castello, ma più in generale nella Sardegna giudicale, perché quello che troviamo qui in qualche modo si applica all'intera regione, ma in secondo luogo anche di ricostruire quali furono e di ricostruire e comprendere quali dovettero essere le tappe fondamentali della storia dei giudicati. E il posto migliore per poter fare questo è naturalmente Las Plassas, perché il maniero che si trova in questo territorio fu coinvolto direttamente e con un ruolo di primo piano in queste vicende storiche. Quello che potete vedere qui è un reperto che si data ad epoca romana. Si tratta di un'epigrafe di tipo dedicatorio ed è particolarmente importante per due motivi. In primo luogo è un'epigrafe che è di dedica di un tempio dedicato a Giove, e in secondo luogo questa epigrafe ci permette di conoscere il nome della popolazione che dedicò questo tempio. Si chiamavano Uneritani ed era una popolazione che probabilmente abitava il territorio della Marmilla in epoca romana. Ovviamente questi dati ci permettono di comprendere come già in epoca romana, nei primi secoli d.C., la Marmilla dovette godere di una certa prosperità in termini sociali ed economici. Ci troviamo nella sala dei reperti del Museo Muda. In questa sala possiamo trovare una serie di espositori cilindrici come questo che vedete, che hanno una particolare organizzazione. Al centro troviamo il reperto originale, che viene normalmente dagli scavi del castello. Vediamo poi una sua riproduzione fedele, che è a disposizione del visitatore per essere maneggiata, toccata, eccetera. E poi nella parte superiore degli espositori possiamo vedere un video che sostanzialmente mostra ancora una volta la provenienza del reperto e dà alcune informazioni di carattere generale sulle sue caratteristiche. In questo caso specifico il reperto che vediamo è una pentola da fuoco. Si tratta cioè di un elemento, di un oggetto di uso quotidiano dell'epoca e faceva parte della cucina, di una cucina medievale sarda sostanzialmente. Il reperto qui esposto dimostra che il castello non era frequentato soltanto da soldati e popolani, ma tra i suoi visitatori doveva esserci anche delle persone di un certo rango, capaci di esprimere una committenza di un certo livello. Questo è un esempio di maiolica valenzana, un tipo di ceramica prodotto in un territorio corrispondente all'attuale Spagna, e si tratta di un tipo di vasellame che è di lusso, come dimostrato dalla particolare ricchezza della decorazione. Quindi in qualche modo abbiamo un'attestazione indiretta che personaggi di alto rango dovevano frequentare e soggiornare nel castello di Marmilla. Il reperto qui esposto è una vera e propria scivetta, cioè un tipo di contenitore ceramico ancora oggi di largo utilizzo in Sardegna. Gli esemplari che conosciamo al giorno d'oggi sono probabilmente di dimensioni superiori rispetto a questo, ma possiamo senz'altro immaginare che l'utilizzo di questo contenitore fosse del tutto simile rispetto all'utilizzo che se ne fa oggi, quindi probabilmente per la preparazione di un qualche tipo di impasto. E quindi sostanzialmente abbiamo qui attestato una continuità molto forte nella produzione di un certo tipo di contenitori ceramici.